storia dei trattati che sono stati stipulati, non solo quelli dell'Unione Europea, ma le dichiarazioni fra le istituzioni, ci rendiamo conto che già alla fine degli anni 90 si parlava di IMEDOC. IMEDOC vuol dire Isole del Mediterraneo occidentale. E se andate a vedere il contenuto di questi testi vi accorgerete che tanti di quei contenuti sono presenti anche in queste ultime dichiarazioni. C'è dunque da chiedersi perché ripetere delle cose già dette 20 anni fa, anche di più. Ebbene, c'è una ragione, forse per le persone 20 anni sono un lasso di tempo tutto sommato grande sì ma non troppo. In termini istituzionali, politici e giuridici 20 anni sono un'era geologica. E proprio in quegli MEDOC, le Baleari, la Corsica e la Sardegna assieme, poi in ultimo perché per 3 volte si è emendato e ritornati su quegli accordi, è stata inserita anche la Sicilia, dicendo che finalmente rappresentavamo più di 8 milioni di abitanti tra le isole dell'Unione Europea. Nello stesso testo si diceva che avremmo fatto degli accordi di cooperazione sull'energia, sull'ambiente, sulla tutela del patrimonio culturale, storico, archeologico, sui trasporti, che per noi isolani sono carne viva, e naturalmente anche sui rapporti istituzionali. Questa sarà, diciamo, la leva su cui insisteremo in conclusione. Ma intanto, ecco, se questi sono i temi, le materie su cui si insiste anche oggi, dal 2016 e il 2017, vogliamo provare a fare un bilancio? Forse non è il caso di dire se questi accordi hanno funzionato o meno, perché di fatto qualcosa di buono certamente c'è. Si parla di MEDOC, ma di fianco possiamo menzionare nuovamente, dopo stamattina, l'Interreg 1, 2, 3, l'obiettivo 1 per la Sardegna e Corsica, l'obiettivo 2 per le Baleari, i programmi settennali dell'Unione Europea dal 2007 al 2013, e adesso siamo proprio nel cuore del nuovo settennato, cioè dal 2014 al 2020. Allora, che cos'è cambiato? Perché di nuovo parliamo di dichiarazioni di intenti? Perché rischiamo che questo sia un tentativo vano? Oppure perché dobbiamo avere la speranza che stavolta qualcosa sia diverso? Nell'IMEDOC, proprio nel fondo di quei testi, si lamentava una scarsa sensibilità delle istituzioni europee per le regioni insulari. Ebbene, si citava il Trattato di Amsterdam del 97 dicendo qui non si parla di noi ancora una volta. Poco tempo dopo, con i Trattati di Lisbona, invece questa prima conquista si è avuta. L'articolo 174 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea parla di una visione anche ideale, idealistica, premurosa, la costruzione di un'Europa coesa per uno sviluppo armonico, in particolare delle regioni che vivono una condizione di periferia o sono in una posizione di frontiera o pedemontane, e infine insulari. Si parla di noi finalmente. Questo è il primo segnale che ha anche di storico e si può agganciare con quanto accaduto il 4 febbraio del 2016. Il Parlamento europeo riconosce formalmente lo stato di insularità della Sardegna e, per dovere di cronaca, anche della Sicilia. Perché vi riporto questo dato? Perché effettivamente il nostro punto di osservazione deve cambiare. Da periferie degli stati di appartenenza dobbiamo agire e comportarci invece come nuovi centri di sviluppo per un Mediterraneo che è stato visto un po' come cimitero liquido tristemente nella quotidianità, e che invece è sempre stato luogo di incontri, luogo di scambio, luogo di comunicazione, e avere i nostri fratelli e sorelle della Corsica qua lo dimostra. Quindi non possiamo più parlare del nostro rapporto con gli stati di appartenenza, dobbiamo invece riferirci ad un'Unione Europea che apre verso nuove forme di coesione territoriale, e lo fa in ultimo con questo acronimo che sembra un po' una medicina, questo GECT, o un esame, insomma, vedete un po' come definirlo. L'acronimo sta per Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale. Sono nati nel 2006 e ce ne sono circa 53. La Sardegna e la Corsica hanno già attivato un GECT. Lo hanno fatto in relazione al parco marittimo delle Bocche di Bonifacio, quindi dal 2013, questo è il nostro primo tentativo sicuramente di successo. La macchina è già in moto, in marcia. Tuttavia non basta, perché la Sardegna e la Corsica soffrono un peccato originale, quello di essere tra le regioni meno presenti nelle istituzioni europee, che si tratti del Comitato delle Regioni o che si tratti fuori dall'arco istituzionale europeo all'Assemblea Europea delle Regioni. Quindi tra Bruxelles e Strasburgo noi facciamo a gara per vedere dove possiamo mancare. Bisogna cambiare la mentalità su questo, noi non possiamo permetterci più
di essere assenti nelle sedi istituzionali e da soli contiamo poco. Ecco perché io ho fiducia nella dichiarazione di intenti, perché parla non solo della possibilità di attivare dei circuiti di collegamento per i trasporti, per il nostro patrimonio materiale e immateriale, l'ambiente, la cultura, le nostre bellezze impediture, ma si parla anche di rapporti istituzionali. Quindi io, insomma, senza timore reverenziale, chiedo e aspetto che venga calendarizzata nel più breve tempo possibile un Euroregione, quindi un GECT tra Sardegna e Corsica, che venga istituzionalizzata in tempi brevissimi. Provo a dargli anche io una scadenza. 2019 ci sono le prossime elezioni europee, noi dovremo poter incidere su questo avendo una sede istituzionale seria, solida, presente e autorevole. Questo lo possiamo fare come è già stato fatto a partire dal 2011 dalla provincia di Trento, di Bolzano, dall'Ende del Tirolo, che per tanti aspetti ci assomigliano, e prima di noi hanno capito che questa Europa verso la quale procediamo è un'Europa in cui ogni minoranza potrà finalmente esercitare la propria voce. E possiamo farlo insieme. Grazie. Grazie a Marco De Plano per questo intervento che salda una prima parte panoramica, diciamo così, di tipo istituzionale che ci serve sempre come tappeto per le discussioni, a una seconda parte che invece è una condivisibile proposta politica. Adesso passo